Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Buongiorno a tutti voi telespettatori di Antenna 3, una prima edizione ricca di notizie. Ovviamente torneremo a rivedere fra pochissimo le emozioni, le immagini della elezione del nuovo pontefice Leone XIV che abbiamo raccontato ieri in diretta. Parleremo anche della Dunata Nazionale degli Alpini che inizia oggi a Biella, 3 giorni di festa che Antenna 3 seguirà ovviamente come sempre in diretta. C'è molta cronaca, c'è la politica e alle 13 come sempre lo spazio di Ecovisioni con Andrea Ferrazzi e torneremo a parlare delle mosse di Donald Trump nella scacchiera del mondo. Peraltro ovviamente non potremo non fare riferimento anche al nuovo pontefice Leone XIV, il primo papa statunitense. Quindi i commenti già primi ci sono stati da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molto felice che il Papa sia statunitense, però sappiamo che Robert Francis Prevost, il nuovo pontefice, non ha mancato precedentemente e in passato di bacchettare gli Stati Uniti sul tema dei migranti. Allora, partiamo subito con le immagini della grande emozione di ieri, mentre oggi c'è già la prima messa in corso del nuovo pontefice Leone XIV. Allora riviviamo le emozioni di ieri da Roma, la fumata bianca, l'annuncio dell'Habemus Papam e le prime parole del nuovo pontefice. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Queste le parole di Leone XIV. Allora fra poco torneremo a sentire tutte le reazioni di ieri sera, ma anche di queste ore
della politica, ma anche ovviamente dei fedeli, dei vescovi delle nostre diocesi, e ovviamente torneremo a Schiavoni il giorno dopo, quella che sicuramente è stata una grande delusione, anche se il Paese adesso ovviamente fa gli auguri al nuovo pontefice, a Leone XIV, che ha peraltro assunto un nome importante che richiama il Leone XIII, Papa dal 1878 al 1903, che fu l'autore della Rerum Novarum e che quindi improntò molto del suo pontificato sulla dottrina sociale della Chiesa. L'altra grande notizia di ieri, e che ha le sue propaggini ovviamente oggi ma anche nelle prossime settimane, è il parere del Consiglio di Stato, che di fatto ha bocciato l'ipotesi della proroga di una giunta Zaia fino alla primavera del 2026, e quindi si voterà per le elezioni regionali. C'è un punto fisso in autunno 2025, al più tardi al 23 novembre 2025. È un punto importante perché di fatto fa partire, se ce ne fosse stato bisogno, ufficialmente quella che è la corsa alle regionali, con un centrodestra e un centrosinistra che ancora stanno cercando una quadra per quanto riguarda il candidato. Intanto oggi, giusto per attizzare un po' le polemiche nel centrodestra, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali organizzata nella sede di Asso Lombarda a Milano, ha detto: il Veneto io credo che debba rimanere alla Lega, credo che la cosa sia stata chiarita e credo che rimarrà alla Lega. Ovviamente sono parole che avranno delle conseguenze anche oggi sul fronte di Fratelli d'Italia. Intanto vediamo il parere del Consiglio di Stato. La data ancora non c'è, ma uno dei nodi gordiani almeno è stato sciolto. Stop al balletto e niente fiamma olimpica accesa da governatore per Luca Zaia. Il Veneto andrà al voto in autunno e non nella primavera 2026, come sarebbe stato possibile applicando la finestra concepita dalla legge elettorale veneta. Il Consiglio di Stato ha chiarito questo conflitto con la norma nazionale, quindi si voterà entro i 60 giorni successivi al termine dell'attuale quinquennio di legislatura, al più tardi domenica 23 novembre 2025. Un secondo stop per Zaia dopo la conferma della Corte Costituzionale del limite dei mandati per i governatori. La norma regionale, scrive il Consiglio di Stato, non può che cedere a fronte della norma statale con essa incompatibile. Dunque non è una legge regionale che può cambiare la finestra elettorale, semmai una norma nazionale. L'eventuale rinvio al 2026, secondo il Consiglio, avrebbe portato a una proroga illegittima degli organi eletti, in contrasto con i principi democratici, con la Costituzione e con gli obblighi in materia di regolarità delle elezioni. Zaia incassa e fa buon viso cattivo gioco. Ringrazio il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale. Verrà indicata entro i termini temporali previsti dalla legge la data delle elezioni. La Regione del Veneto è già al lavoro con spirito di servizio e responsabilità per garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto democratico in un contesto di piena efficienza, preparazione e ordine istituzionale. Immediate le reazioni del Partito Democratico, con il segretario regionale Martella, secondo il quale l'ipotesi proroga era un tentativo surreale di creare confusione agli elettori, mentre la capogruppo Dem in regione Vanessa Camani è tranchant. Game over, dice, per chi ha cercato di giocare con le regole democratiche. Ma anche l'alleato scomodo Fratelli d'Italia fa sentire la sua voce in modo chiaro. Il parere del Consiglio di Stato, dice il coordinatore regionale Luca De Carlo, rafforza la gerarchia delle fonti. C'è prima la legge nazionale e poi quella regionale. Ci aspettiamo che nei tempi previsti vengano indette le elezioni, per le quali siamo pronti da tempo. Come si dice pronta la Lega, che con Alberto Villanova torna a rispolverare la linea del Piave. Insomma, ora, se non una data, almeno una finestra temporale c'è. 6 mesi al voto e la corsa è appena cominciata, con centrodestra e centrosinistra alla disperata ricerca di un candidato. Insomma, i nodi del candidato dovranno venire al pettine entro breve sicuramente, e le polemiche non mancano. E allora anche di questo ha parlato questa mattina il governatore Luca Zaia, ha parlato di questo e ha parlato anche del Papa. Questa mattina, poco fa, a Venezia, il nostro Lorenzo Maier lo ha intercettato insieme a Sandro Ponchi in una giornata importante per Venezia, perché più tardi ci sarà l'inaugurazione della Biennale Architettura con il ministro Giuli. Lorenzo, buongiorno.
Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori, buona giornata qui da Venezia. Sì, ci troviamo all'Accademia delle Belle Arti, che è una delle location riempite d'arte, possiamo dire così, di installazioni da parte della Biennale di Architettura. Esposizione importantissima che già da mercoledì sta animando la città con i suoi tantissimi eventi per questa preapertura. Oggi nel pomeriggio, come giustamente ricordavi, ci sarà l'inaugurazione del padiglione Italia alle Corderie dell'Arsenale con il ministro ai beni culturali Alessandro Giuli. Ma oggi, tra le tantissime inaugurazioni, perché ricordiamo che i padiglioni nazionali sono 65, abbiamo anche l'inaugurazione del padiglione Vaticano, più che mai è di attualità per le cose che ricordavi, che facevamo vedere poc'anzi, per cui una giornata piena di arte, una giornata importante per Venezia. Poi domani mattina, sempre con il ministro, invece a Ca' Giustinian ci sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della mostra, che poi, lo ricordiamo, sarà finalmente da domani aperta al pubblico e potrà essere visitata fino a novembre. Ma appunto oggi, questa mattina, tra gli ospiti il governatore Luca Zaia, venuto per la presentazione di una importante installazione qui nel segno anche di un richiamo alla pace. Governatore Zaia, che ha detto a margine tantissime cose appunto anche sull'attualità, e Nicola ha anche lanciato un invito particolare al nuovo pontefice, chissà che venga magari forse già da quest'estate, chissà, questa è la speranza, ovviamente ripristinata un po' l'usanza che aveva Giovanni Paolo II, che veniva in vacanza proprio nel nostro Veneto. Ma sul Consiglio di Stato e sul commento del governatore Luca Zaia circa l'elezione del nuovo Papa possiamo sentire il servizio che vi abbiamo preparato. Chiarito fino in fondo, diciamo, questo dibattito, no? Questo conflitto tra la legge regionale, che prevede una convocazione per le elezioni solo in finestra primaverile, e la legge nazionale che dice entro 60 giorni dalla fine della legislatura. Quindi i nostri 60 giorni alla fine della legislatura saranno ovviamente compresi nella fase autunnale, e questo significa che potremo avere la prima data utile per le elezioni il 21 settembre 2025 e l'ultima data utile per le elezioni domenica 23 novembre 2025. È un commento un po' asettico il suo, cosa pensi? Sì, decisamente sì, ne prendo atto, le leggi si rispettano, dopodiché devo anche sottolineare che comunque questo governo ha prorogato con una legge tutti i comuni che sono stati eletti nel 2020, non all'ottobre come accade per noi, novembre 2025, ma andranno a votare con una proroga di più di 6 mesi nella primavera, quindi sarà aprile-maggio del 2026. Prova ne sia che noi andremo a votare durante l'inverno, probabilmente ottobre o novembre, per la regione, e il comune di Venezia, che è capoluogo, che è stato eletto assieme a noi nel 2020, andrà a votare a primavera, quindi verosimilmente a maggio. Io penso che dobbiamo rispettare la legge stabilisce dei tempi per scandire appunto tutte le fasi della convocazione, si farà così, e nel rispetto dei tempi verrà data comunicazione della data che sceglieremo. Sembra dire come un po' due pesi e due misure. No, io sono assolutamente preoccupato del fatto che, mandando l'elezione alla regione da sola in autunno, che non è un periodo, diciamo, dove noi comunemente andiamo a votare, c'è un grande rischio di affluenza alle urne, e quindi se ci fosse un calo di affluenza alle urne sarebbe questa la motivazione. E dall'altro dei costi, perché se mettessimo assieme le elezioni comunali, avessimo messo assieme le elezioni comunali della primavera 2026 con, diciamo, le elezioni regionali che ci toccherà fare in autunno, avremo sicuramente risparmiato un sacco di milioni di euro. Federica ha detto che il Veneto rimane la Lega.
Non è una lesa maestà chiedere il candidato presidente che sia della Lega, dopodiché non compete a me questo, saranno il nostro segretario regionale Stefani, il segretario nazionale Salvini che parteciperanno ai tavoli delle trattative e troveranno una soluzione. È qui a Venezia, potrebbe essere il prossimo candidato sindaco? Ma guardi, io sono candidato un po' a tutto, cioè al Comune di Venezia, a ministeri, a società, al CONI, ho letto di tutto, direi di day by day, step by step, come dicono gli inglesi, giorno dopo giorno, gradino dopo gradino, alla fine si capirà quale sarà anche l'attività che andrò a fare, però è fondamentale concentrarsi adesso sugli ultimi mesi di governo che mancano, che sono mesi che io voglio dedicare ai Veneti, ricordando che ho rifiutato anche la candidatura alle europee per dedicarmi ai Veneti, per mantenere l'impegno che ho preso. Allora, sul Papa invece torniamo a Schiavon, perché la nostra Vanessa Banzato oggi ci racconta un po' il giorno dopo quella che l'abbiamo chiamata ieri la grande delusione, ma con l'augurio però ovviamente per il nuovo pontefice. Vanessa Banzato, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, io mi trovo assieme al parroco di Schiavon, Don Luciano Antori, e insomma Don Luciano, c'è delusione da una parte perché il cardinale Pietro Parolin, che era tra i super preferiti fino all'ultimo, potesse salire il soglio pontificio. Non è andata così, però insomma lei dice da una parte delusione, ma anche forse è meglio che le cose siano andate in questa maniera. Certamente sarei stato felice se diventava Papa, ma per me la vita sarebbe stata un po' complicata d'ora in poi, anche per il Paese. A parte questa che non è una semplice battuta, ma detta con il cuore, sono contento perché ho capito, ascoltando il primo discorso di Papa Leone XIV, mi pare che lo Spirito Santo ha lavorato bene, anche i cardinali, certamente un po' anche la diplomazia, ed è importante che questa linea che lui ha già tracciato, sempre sulla scia comunque delle strade aperte da Papa Francesco, vista la situazione che si era creata con le dimissioni di Papa Ratzinger, è importante, credo, dargli fiducia, dargli appoggio, che anche il cardinale Parolin darà sicuramente a Papa Leone XIV. Anche perché se viene confermata anche la tradizione, lui potrebbe essere riconfermato segretario di Stato Vaticano. Come vedrebbe questa nuova squadra, Leone XIV e cardinale Parolin? La scelta la deve fare il Papa, quindi le considerazioni sicuramente da persona pacata, intelligente, riflessiva, come ha dimostrato di essere anche da quello che abbiamo conosciuto in questo giorno quasi di interviste, di curriculum vitae che ci sono stati presentati, darà un'impronta personale anche al lavoro che finora ha fatto eventualmente il cardinale Parolin. Certamente se sarà segretario di Stato siamo contenti, perché comunque qualche volta lo vedremo qui in paese. Se fosse diventato Papa dovevamo sempre andare noi da lui, insomma, ecco. Comunque saprà valorizzare perché nella Chiesa, ma come in tutte le società, ma la Chiesa è qualcosa di particolare, noi crediamo che ci siano dei doni, dei carismi che ciascuno deve mettere in atto. L'importante è riconoscerli, valorizzarli e metterli al posto giusto. Lei ha detto che è stato felice e fiero di vedere che ieri il cardinale Parolin è salito sul balcone. Credo non sia stata solo una comparsata, come qualcuno un po' maliziosamente ha detto durante qualche incontro che ho visto alla televisione ieri sera. Non è solo un protocollo, ma anche un riconoscimento di un lavoro fatto, e penso anche di una responsabilità che non sappiamo come sarà futura. Infatti all'inizio, appena arrivato, l'ho visto molto corrucciato il cardinale Parolin. Poi il suo sorriso, che quando parli personalmente ti mostra sempre un vero e sincero sorriso, è riapparso. Forse rincuorato anche lui
dalle parole di Papa Leone XIV. Parole, una delle parole che è stata usata più di tutte nel suo discorso è stata la parola pace, e tra l'altro lui ha proprio parlato di questa pace disarmata e disarmante, una frase che ha toccato parecchio tanti cuori. La pace di Cristo disarmata e disarmante. Questo mi ha molto colpito, perché ha dato una precisa fisionomia a quale pace che il successore di Pietro è chiamato a costruire, e soprattutto insieme dateci una mano a costruire insieme ponti, dialogo, gesti concreti di attenzione ai poveri. E credo che anch'io sono stato alcuni anni in missione, io in Brasile e lui in Perù. Un'esperienza missionaria aiuta molto a comprendere che non siamo il centro del mondo, ma il mondo è decentrato, e soprattutto nel mondo lo sguardo che dobbiamo avere è quello che ha avuto sempre Gesù di Nazareth, mostrando lo sguardo di Dio per quelli che sono più poveri, non solo materialmente ma culturalmente, e soprattutto quelli che hanno la loro dignità calpestata attraverso lo sfruttamento, la guerra, anche le calamità e qualche volta purtroppo la cattiveria umana. Insomma, un forte messaggio, quello che ha lanciato Leone XIV, quello che è stato colto, come abbiamo sentito anche da Don Luciano, il parroco di Schiavon, amico del cardinale Parolin, e è stato realizzato un Vox proprio da Bassano del Grappa per sentire un po' anche i bassanesi e le bassanesi che idee sono fatti di questo nuovo Papa, di questo Leone XIV, e se c'è stata anche una sorta di delusione perché il cardinale Parolin non è diventato il nuovo pontefice. Allora io ricedo la linea allo studio e c'è il servizio. Un'opinione sul Papa eletto ieri, che impressione le ha fatto? Una bella impressione, era quello che speravo. Non lo so perché, però la persona mi dà fiducia, mi dà fiducia. È il primo che ha fatto un discorso scritto. Gli altri invece avevano fatto solo un saluto breve. Sì, è vero anche questo, però lo ha letto e questo forse non lo so, comunque dai, mi piace. È americano, no? Perché era ovvio, con tutti quei problemi che c'è con Trump e quello là, era ovvio che veniva fuori americano. Non c'era altre speranze per me, poi dopo... Ma comunque è sempre Papa, morto uno ne fanno un altro, no? Beh, a me pare bene, cioè nel senso che sembra una figura moderata, che ha molti contatti con tutti gli altri cardinali, e il fatto che sia stato eletto alla terza votazione, alla quarta, è un buon segno, insomma, che c'è compattezza nel gruppo che l'ha votato, insomma. Quali parole l'hanno colpita, signora, di quelle che ha pronunciato? Beh, sicuramente il fatto l'appello alla pace, come dire, un messaggio evangelico proprio puro. Anche Cristo, il fatto di... Proprio messaggio evangelico, e poi, come dire, l'empatia che ha creato subito nella gente che lo stava ascoltando. Si è notato anche che si è un po' commosso vedendo la folla. Veramente abbiamo visto, come dire, quasi delle lacrime, no? E quindi qualcuno, ho sentito qualche servizio, parlava di lacrime viste, io non le ho viste sinceramente, però l'emozione c'era molto forte. Il fatto stesso che abbia scritto il testo, al di là che l'italiano lo parla molto bene comunque, però anche questo è stato un segno, come dire, di attenzione, per paura di lasciarsi prendere dall'emozione. Per me molto buono, molto buono. Spero che un uomo che molto fare per la pace, per me molto molto importante. Ho avuto una bellissima impressione perché si è molto commosso.
e penso che abbia commosso come me anche tutti i fedeli. Spero che sia un Papa, ma è inutile la mia speranza, sarà sicuramente una persona importante, una figura importante per il mondo cristiano. Avrei preferito quello di Schiavon, Parolin ovviamente, in casa. Lei è di Schiavon? No, di Bassano. Ok. Però insomma i cardinali hanno scelto questo, che è statunitense ma anche sudamericano, come Papa Francesco. Sì, speriamo che metta un po' a posto le cose, dai, che ci aiuti. Le impressioni dei bassanesi sul nuovo Papa, torneremo fra poco più tardi a parlare un po' delle impressioni un po' da tutto il Veneto su Leone XIV. Torniamo però alla cronaca, andiamo nel Vicentino, andiamo a Valdagno con il summit di questa mattina dei sindaci della Valle dell'Agno riuniti in un summit per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale alla regione del Veneto e chiaramente tra di loro c'è anche il sindaco di Valdagno Maurizio Zordan, al quale tutti i primi cittadini, ieri anche l'ANCI ha espresso solidarietà per la iscrizione al registro degli indagati per la tragedia del Ponte dei Nori. Daniele Garbin in diretta, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo, proprio siamo all'interno della sede della Protezione Civile di Valdagno, come dicevi il sindaco Maurizio Zordan, buongiorno. Ecco, in questo momento proprio assistiamo in foto a una chiacchierata in attesa proprio di quello che è successo qui. Come avevi anticipato, il tema innanzitutto lo ricordiamo, il sindaco ha ricevuto questo avviso di garanzia, un atto dovuto dalla Procura di Vicenza, però sul quale a partire proprio da Conte dell'Anci Veneto, il sindaco e soprattutto il presidente ha voluto esprimere la propria solidarietà a nome di tutti i sindaci, che è stata ribadita questa mattina qui dai sindaci della Vallata. Ecco, come accoglie questa solidarietà da parte dei primi cittadini? Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Mario Conte della solidarietà manifestata e anche quella dei colleghi sindaci, perché ovviamente ricevendo un avviso di garanzia, cosa che insomma non avevo mai sperimentato nella mia vita, è importante sentire la vicinanza di chi fa questo mestiere, quindi grazie per la solidarietà a tutti. Ecco, ricordiamo che ovviamente c'è un'indagine in corso, adesso è difficile anche esprimere, lei ribadisce quello che aveva anche attestato nei giorni subito dopo il disastro, ricordiamo sono morti il Leone e Francesco, 2 concittadini, e in quell'occasione lei insomma aveva subito dichiarato che era stato fatto tutto quello che era necessario fare su quell'opera, su quella struttura. Sì, diciamo anche le evidenze che stiamo raccogliendo più di dettaglio in questi giorni confermano quanto avevo già dichiarato, cioè che il Comune aveva fatto le verifiche necessarie e che quindi non c'erano prescrizioni da utilizzare in questi casi, e che poi il ponte è stato chiuso in maniera tempestiva subito dopo il crollo. Quindi dal punto di vista nostro, pur rispettando il lavoro degli inquirenti, ovviamente a cui abbiamo messo a disposizione tutte le informazioni e ci teniamo che venga fatta chiarezza, perché anche per noi la perdita di Leone e Francesco è stata una perdita pesante e quindi va sicuramente fatta chiarezza. Ecco. Parlando di danni, ovviamente le vittime non si potrà ovviamente recuperare quello che è anche la solidarietà verso queste persone. Invece la conta di danni per la Vallata, a che punto siamo? E c'è stata proprio la necessità di fare questo atto nei confronti con la Regione, ricordiamo presente anche Bottaccino, assessore alla Regione. Come siamo con la conta di danni? È importante che venga proprio certificata questa attestato lo stato di calamità. Sì, come comuni siamo tenuti a comunicare entro il 15 di maggio alla Regione la valutazione speditiva dei danni, le stime raccolte fino ad oggi dai 6 comuni colpiti, quindi 5 della Valle Agno più Arzignano, abbiamo fatto un calcolo sommario stamattina, siamo tra i 21 e i 25 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i danni invece subiti dai privati, dai cittadini e attività economiche. A questi danni andranno sommati anche i danni degli enti titolari degli alvei, quindi per quanto riguarda la parte alta la forestale, poi il consorzio di bonifica e Igiene Civile. Stamattina
La cosa importante era, insieme ai parlamentari vicentini e rappresentanti in regione vicentini e alla provincia, fare un fronte unico insieme ai sindaci per ottenere un incontro col ministro Musumeci affinché lo stato di emergenza dichiarato dalla Regione Veneto il 18 di aprile venga accettato dal Consiglio dei Ministri e così si possono avere le risorse e le deroghe per poter intervenire. Allora, intanto la ringraziamo, auguriamo buon lavoro, Sindaco. Grazie a voi. Grazie. E da Valdagno per il momento è tutto, restituiamo la linea. Grazie a Daniele Garbin. La cronaca, fra poco sentirete delle novità importanti sul delitto di Castelfranco con la nostra Daniela Sizia. Prima però rivediamo il servizio di ieri, sempre di Daniela Sizia, con la diffusione delle immagini, la diffusione da parte della Procura delle immagini del famoso video di 8 secondi del testimone con le fasi terribili dell'omicidio di Lorenzo Cristea. È l'alba, in via Pagnana a Castelfranco, gli istanti drammatici dell'omicidio che si è consumato dopo una serata nella discoteca Playa Beach Club. Questo è il momento in cui la vittima Lorenzo Cristea viene aggredito. Il giovane di Tre Baseleghe è stato ferito a morte, colpito con 3 coltellate. 8 secondi di video che un automobilista di passaggio ha ripreso con il cellulare e poi lo ha consegnato ai carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto e del nucleo investigativo di Treviso che indagano sul delitto. Nelle immagini i giovani si trovano vicino al fossato, poi qualcuno cade, tornano sulla strada, il clima teso. In questo fotogramma l'aggressione. Si vede uno degli arrestati che porta il braccio dietro come a voler sferrare il colpo. Una violenza che termina con il disperato tentativo degli amici di portare la vittima e gli altri feriti in ospedale. Lorenzo muore subito dopo. L'arrivo dei carabinieri all'arresto dei 2 ragazzi originari del Marocco. Subito viene trovato un coltello, nelle scorse ore recuperata la seconda arma bianca. Proprio nella zona dove è venuta la lite, come si può notare dai fotogrammi, proprio ieri abbiamo rinvenuto un coltello grazie all'ausilio di un metal detector. Non erano visibili tracce ematiche, ma il coltello è ora sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori. Verrà mandato al RIS di Parma per verificare se dalle tracce genetiche che potrebbero essere state rilasciate o eventuali altre tracce ematiche latenti si possa riferire effettivamente all'omicidio o meno. Il video sarebbe la prova regina che inchioderebbe 2 cittadini nordafricani in carcere a Santabona. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Badr Rouaji, 19 anni, difeso dall'avvocato Fabio Crea, e Ta Bennani, 22 anni, dagli avvocati Targa e Miotto, devono rispondere di omicidio volontario, tentato omicidio, lesioni aggravate e rissa. I medici dell'ospedale di Castelfranco hanno trasferito nel reparto di chirurgia generale Alessandro Bortolami, che per 2 giorni ha combattuto tra la vita e la morte. In queste ore il giovane sarà sentito dai carabinieri coordinati dal magistrato Giulio Caprarola. Si attende l'autopsia sul corpo della vittima, che potrebbe essere effettuata lunedì prossimo dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Vi dicevo, ci sono delle novità. Questa mattina l'avvocato difensore di Badr, uno dei due giovani che sono stati arrestati per l'omicidio di Lorenzo Cristea, l'avvocato difensore Fabio Crea ha parlato con il suo assistito in carcere. Sentiamo sempre con Daniela Sizia cosa ha detto. Sentiamo. Ci troviamo di fronte al Tribunale di Treviso, sono in compagnia dell'avvocato Fabio Crea che difende da ieri Badr Rouaji, uno dei giovani accusati di omicidio volontario per il delitto avvenuto fuori dalla discoteca di Castelfranco. Intanto ieri ha parlato uno dei giovani, l'ultimo, quello che era ferito gravissimo, Alessandro Bortolami, ha raccontato ai militari quello che ricordava poco. Lui dice: non ricordo niente, ha riferito solo che ricorda della discussione avvenuta tra loro e 2 ragazzi nordafricani all'interno della discoteca. Poi è uscito a fumare una sigaretta, da qui lui non ricorda nulla, ha solo un frame di ricordo quando lui era in macchina ferito mentre veniva portato in ospedale, poi il risveglio nel letto dell'ospedale di Castelfranco. Questo è quello che lui ha raccontato. Avvocato, invece lei oggi è andato in carcere, ha parlato con Badr, che cosa le ha raccontato?
Abbiamo iniziato un po' a ricostruire i fatti, l'antefatto rispetto a quello che poi è stato il gesto che ha purtroppo ucciso il ragazzo, e quindi mi ha illustrato alcuni aspetti che sono di assoluta rilevanza ai fini della poi dinamica, e soprattutto ha ricostruito questi fatti che mi paiono abbastanza coerenti con quello che risulta dagli atti del fascicolo della misura cautelare che abbiamo avuto modo di avere ieri dopo la notifica dell'ordinanza, e che quindi diciamo danno una ricostruzione parzialmente diversa rispetto a quello che era stato ipotizzato all'inizio e che oggi mi è stato confermato per quelle fasi iniziali dal Badr. Ecco, avvocato, il tutto è avvenuto a circa 800 metri dalla discoteca, quindi non vicinissimi. I ragazzi erano in auto, invece i due ragazzi che sono accusati, sono stati arrestati, erano a piedi, e quindi loro dicono di essere stati aggrediti. Sostanzialmente sì, nel senso che come risulta anche dalle ricostruzioni fatte dalle stesse ragazze, diciamo dal gruppo più numeroso, loro erano già fuori dalla discoteca e hanno alla vista dei due sono scesi dalle autovetture. Non risulterebbe dagli atti alcun gesto di provocazione da parte dei due ragazzi, quindi questa fase iniziale è parzialmente diversa rispetto a quella che io stesso avevo appreso dai giornali, dalle prime ricostruzioni, e che, se non cambia chiaramente totalmente la prospettiva penalistica, certamente aggiunge un contributo di notevole rilevanza. Ecco, avvocato, un'ultima cosa, si parla delle armi, 2 coltelli, uno trovato in un secondo tempo, uno invece trovato quasi subito dopo il delitto, lì nei pressi del delitto, armi insomma che da quello che si sa erano a disposizione dei 2 ragazzi nordafricani, quindi anche di Badr. Ma questa è una supposizione investigativa, che fossero in loro possesso. Ancora devo dire che l'elemento di certezza è i colpi mortali al povero Lorenzo. Tutto quello che è la fase precedente, sia sulla dinamica che il possesso delle armi, questo andrà verificato. Anche mentre sul primo coltello ritrovato nell'immediatezza, dove sarebbero impresse delle tracce di sangue, mi pare inequivocabile che sia stato utilizzato per i fatti di cui ci stiamo occupando. Sul secondo, che mi pare non abbia neanche delle tracce ematiche, sia stato trovato dopo, su questo credo che bisognerà fare degli approfondimenti per verificare se effettivamente è uno dei mezzi utilizzati per il ferimento mortale o meno. Il fatto che non ci siano tracce ematiche è un elemento che, a mio giudizio, quantomeno in questo momento, presenta degli elementi di dubbio, e quindi sono necessari delle valutazioni e degli accertamenti scientifici, impronte digitali piuttosto che DNA, che ovviamente saranno fatti successivamente. Ecco, mi scusi, un'ultima cosa, lui si era avvalso della facoltà di non rispondere, cambierà oppure dirà qualcosa davanti ai magistrati oppure no? Dirlo adesso è prematuro, devo avere contezza di tutti gli atti. A questo punto, avendo superato la fase dell'interrogatorio di convalida dell'arresto, non ci sono al momento delle esigenze temporali per anticipare troppo quella che deve essere un atto, quello dell'eventuale interrogatorio, che deve essere ponderato anche dal punto di vista tecnico, e questo lo potrò fare quando avrò maggior contezza di tutti gli elementi a disposizione, elementi anche dal punto di vista investigativo e anche elementi che noi come difesa acquisiremo per la nostra parte. Grazie davvero, avvocato, grazie. Dal Tribunale è tutto. E queste dunque le parole dell'avvocato Fabio Crea, quindi la versione di Badr. Vedremo poi quali saranno gli ulteriori sviluppi. Restiamo in tema di sicurezza, però c'è il concetto delle zone rosse, la misura delle zone rosse. Andiamo a Padova perché la prefettura è al lavoro per una nuova zona rossa in città. La decisione
arriverà la prossima settimana durante il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Chiara Gaiani e Federico Civotto. Sì Nicola, buongiorno ai telespettatori. Ringrazio Eleonora Mosco, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, e un commerciante, Moreno Mazzoni. Ci troviamo in una di quelle che potrebbe essere la futura zona rossa della città, ovvero la zona di Galleria San Carlo. Qui siamo nel quartiere dell'Arcella. La sperimentazione, ricordiamo che Padova è stata la prima città del Veneto, si è conclusa nella città del Santo lo scorso 6 maggio, 19.000 le persone controllate, ma il prefetto ci ha dato proprio conferma questa mattina. Il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, sta ragionando sulla creazione di una nuova zona rossa che durerà per tutta l'estate. Eleonora Mosco, voi proprio qualche giorno fa eravate qui con alcuni commercianti, tra cui anche Moreno Mazzoni, per chiedere che questa sia la zona rossa, tutta quest'area dell'Arcella. Una situazione che qui è davvero difficile. Sì, noi continuiamo a raccontare esattamente la realtà dei fatti e ci domandiamo perché a distanza di così tanto tempo l'amministrazione non riesca a capire ancora perché oggi questa è un'area da attenzionare ed è una priorità di intervento. Dopodiché ci sono baby gang, spaccio, piazze che sono delle latrine a cielo aperto, ci sono situazioni in cui i commercianti vivono nel terrore, ma anche i cittadini che vorrebbero passeggiare e fare acquisti che hanno paura. Dopodiché la sensazione di paura non può essere il comune denominatore che anima un cittadino a vivere la propria città, per cui bene ha fatto il prefetto a intervenire in modo così concreto, perché condividiamo il fatto che controlli costanti, presidi fissi, piuttosto che un'azione efficace anche di deterrenza che ha l'agente della Polizia di Stato e dei Carabinieri, siano assolutamente delle risolutivi, siano delle risposte importanti, per cui che sia Arcella, Portello, piuttosto che Palestro, insomma i quartieri chiedono la presenza dello Stato dove l'amministrazione non c'è e non interviene, perché è inutile di parlare di grandi progetti, di grandi piazze, se poi abbiamo le piazze come qui a Galleria San Carlo che sono ridotte come aree per giacigli e bagni a cielo aperto. Ecco, allora la consigliere Mosco accennava anche al Portello perché si stanno valutando le due zone, Portello è zona di Movida, zona universitaria. Nel frattempo torniamo a Moreno Mazzoni, è difficile avere un negozio qui, questo è un orario tranquillo, sì. Diciamo che i problemi iniziano verso le 5:30, 6, 7 del pomeriggio. Diciamo che in questo periodo siamo anche abbastanza fortunati perché la luce ci dà una mano, però d'inverno io ti posso dire che alle 4 del pomeriggio qua non c'è più nessuno che circola. Oltre che abbiamo i nostri problemi interni, diciamo, perché su 10 negozi qua ce ne sono 5-6 chiusi, la gente non ha neanche la volontà di uscire e di venire fuori a fare le compere, però, e questo qua è un'altra cosa, però voglio dirti qua fuori tra spacciatori, tra senza tetto, tra gente che si siede là, beve, non ha neanche coraggio di passare, perché cioè, la gente svincola, va via da un'altra parte piuttosto di passare là in mezzo. Cioè, guarda, non so più che santi chiamare, non so più cosa fare. Cioè... Ecco, questa è la testimonianza, lo sentite, di un commerciante. Allora noi nei servizi di questa sera vi racconteremo meglio che cosa accade qui. Nel frattempo vi lasciamo, io e il collega Cristian Rocchiaiende, che ringrazio per la collaborazione tecnica, l'intervista raccolta da Francesco Rattè questa mattina col prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza. La linea poi allo studio. Lo strumento della zona rossa è stato uno strumento positivo ed efficace che ha dato dei risultati soddisfacenti, per cui le forze di polizia sono state incaricate da me di fare una valutazione sulla base naturalmente della georeferenziazione dei reati, sull'andamento anche della criminalità, di individuare un'altra area che non sarà evidentemente la stazione dove applicare la zona rossa, e la prossima settimana convocherò a questo proposito un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sicuramente hanno migliorato la situazione complessiva, anche raccogliendo le dichiarazioni dei cittadini e la percezione di sicurezza. Credo che sia opportuno ed utile sperimentare questo strumento anche in altre aree. Allora noi ci fermiamo per la pubblicità brevemente, ripartiremo però dai dati inquietanti, importanti e soprattutto inquietanti dell'Osservatorio
sulle dipendenze che è stato presentato ieri a Treviso e ha fatto un quadro delle adolescenti della Marca trevigiana, in questo caso davvero particolari da attenzionare, come si suol dire. Pubblicità e poi ripartiremo proprio da lì. Risse, rapine, furti, coinvolgimento in rapporti sessuali non consensuali o non protetti. Oltre la metà dei ragazzi e il 39% delle ragazze è rimasto coinvolto anche come vittima in queste situazioni. Sono allarmanti alcuni dei dati che emergono dall'indagine dell'Osservatorio sulle dipendenze degli adolescenti, realizzato dall'ULSS 2 della Marca in collaborazione con comuni, prefettura e ufficio scolastico. Oltre 3.600 gli studenti degli istituti superiori della Marca hanno risposto ad un questionario su tutta una serie di comportamenti ed il quadro che emerge è indice significativo di un forte disagio che molti giovani vivono e che porta in alcuni casi al consumo di droghe, alcol, all'uso problematico di internet e videogiochi o altre abitudini pericolose per la salute come il fumo, l'abuso di drink energetici, la carenza di sonno. Un'indagine che fornisce uno strumento importante per programmare le azioni di prevenzione partendo da dati reali. La prossima settimana ci sarà un incontro con le forze dell'ordine e tutti i dirigenti scolastici della provincia. Treviso diventa apripista perché parte da un lavoro di ricerca strutturato e ben organizzato che potrà permettere ai nostri istituti, rispetto alle diverse tipologie anche di grado di scuola, di poter prevedere e quindi iniziare un'attività che aiuti i ragazzi a non cadere in certe situazioni. Fondamentale il ruolo della scuola, ma altrettanto lo è quello della famiglia. Per esempio l'indagine si basava sul fatto semplicistico, cosa hai fatto, e quindi anche la richiesta di come è andata la giornata. Ecco, una famiglia presente fa la differenza, abbiamo visto, e quindi ecco, su questo forse è il caso su cui abbiamo anche tanto discusso, ritessere di nuovo quei rapporti tra scuola, famiglia, istituzioni che ultimamente si sono un po' sfilacciati per diverse ragioni. La rilevazione fornisce una fotografia dei comportamenti, non solo quelli negativi, degli adolescenti, anche con riferimento al contesto sociale, familiare ed economico nel quale sono inseriti, e mette in luce anche l'importanza dei modelli che si offrono ai ragazzi. Ognuno di noi ha un comportamento e una modalità in cui si esprime con gli altri. Se già all'interno della propria famiglia, ma poi all'esterno, trovano situazioni di aggressività, sicuramente il ragazzo tenderà ad imitare anche quel tipo di atteggiamento. Ma quello che spaventa è proprio questo utilizzo importante dei social, attraverso i quali i ragazzi vedono degli esempi che non rappresentano poi l'opportunità di quello che sono effettivamente loro. Siamo ritornati in studio con questo quadro dell'adolescenza nella Marca, che certamente deve essere studiato sempre sul fronte della violenza giovanile. Ma andiamo avanti con la cronaca, con una tragedia che ha colpito la provincia di Padova. È morta a soli 4 anni la piccola Elena, era di Vigonza, è stata colta da un malore mentre era in vacanza con la mamma in Giordania. Adesso il comune è al lavoro per aiutare i genitori per il rimpatrio della salma. Era nata con una malattia rara seguita dai medici dell'ospedale di Padova, ma era la gioia di mamma Haila e papà Amjad, la piccola Elena. Stava bene quando il 2 maggio era partita con la mamma per una breve vacanza in Giordania, dove era volata per salutare un'amica. Di origine siriana, la famiglia vive a Vigonza, dove è molto conosciuta e ben voluta. Uno shock per tutta la comunità a sapere che Elena si era sentita male e che quella che all'inizio sembrava una banale malattia di stagione si era aggravata tanto da portare la bambina ad avere un primo arresto cardiaco. Dopo qualche giorno di lotta, ricoverata in un ospedale siriano, la piccola Elena si è spenta, lasciando nel dolore i genitori che adesso stanno cercando il modo per riportarla al più presto in Italia. Al fianco della coppia da subito il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, che ha interessato il consolato italiano in Giordania ed è in costante contatto con il papà volato ad Amman per raggiungere la moglie e la figlia. Notizia di queste ore: il rimpatrio della salma della piccola Elena dovrebbe avvenire il lunedì prossimo. Il suo corpo riposerà poi nel cimitero di Padova. E sempre nel Padovano è stata disposta l'autopsia sul corpo del senza tetto di origine romena trovato riverso in un canale interno della città di Padova.
Si chiamava Ionut Sebastian Cantaraggio, il senza fissa dimora, trovato morto martedì mattina nel canale San Massimo, vicino all'Obitorio, a Padova. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per capire le cause della sua morte ed è stata disposta l'autopsia per capire se è morto annegato o per un malore. Le prime analisi effettuate sul posto avevano escluso la morte violenta, non erano presenti infatti sul corpo ferite. Da subito i soccorritori avevano riconosciuto l'uomo che viveva in strada. Le prime ipotesi fanno propendere per una caduta accidentale in acqua, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Lasciamo la cronaca, prima della pubblicità vediamo il primo grande evento della 96esima Donata Nazionale degli Alpini a Biella, che ovviamente seguiremo in questi 3 giorni in diretta con i nostri inviati, l'alzabandiera. Si apre sotto la pioggia la 96esima Adunata Nazionale degli Alpini, che sta portando a Biella decine di migliaia di penne nere. L'evento è iniziato con l'alzabandiera e con gli onori ai caduti, in un'atmosfera di grande emozione e di enorme aspettativa per quello che accadrà nei prossimi giorni. Negli occhi e nel cuore di tutti passano infatti ancora le immagini della Dunata di Vicenza, considerata fra le più belle e gloriose di sempre. Se il buongiorno si vede dal mattino, nonostante la pioggia, veramente tanta gente presente, sia all'alzabandiera, sia qui all'onore ai caduti, sia durante la sfilata del trasferimento. Io credo che Biella ha dimostrato tutto il suo affetto agli alpini. Gli alpini, voglio dire, che già da oggi stanno contraccambiando veramente alla grande. Sarà una grande bella Dunata, condivisa, fatta in amicizia, con quel segno di speranza che noi abbiamo lanciato per questa Dunata. La Dunata è il luogo di ritrovo di tanti veci che hanno servito la patria e vogliono rinsaldare i legami di amicizia straordinari creati durante la Naia. Ma è anche un momento fondamentale per gli alpini in armi, che ogni anno ricevono a Bassano del Grappa il cappello con la penna come simbolo di appartenenza. L'Associazione Nazionale degli Alpini è per noi fonte di gioia, di allegria, ma anche sono custodi dei nostri valori, ci ricordano da dove veniamo, ci ricordano qual è la nostra eredità, la nostra storia, quindi questa Dunata è anche il modo per insaldare questi legami tra l'Associazione Nazionale Alpini, tra alpini che hanno servito con noi, insieme a noi, alpini in armi tanti anni fa, e per ricordarci quanto è bello portare il cappello con la penna. Tanti alpini stanno partendo dal Veneto proprio in queste ore. C'è chi va a Biella in auto, in camper, con i bus organizzati e con mezzi molto più spartani. Ma tutti sono accomunati dal grande spirito delle penne nere. Spirito di sacrificio, di appartenenza, di solidarietà e, perché no, di convivialità. Il racconto proseguirà ovviamente oggi e nei prossimi giorni in diretta. Noi invece adesso andiamo in pubblicità, perché fra pochissimo è il tempo di Ecovisioni. Rieccoci in diretta, è il momento di Ecovisioni. Allora io saluto e ringrazio come ogni venerdì Andrea Ferrazzi, che è in collegamento. Buongiorno Ferrazzi. Lo vedo frizzato, come si suol dire in gergo tecnico. Vediamo se c'è. Fatemi sapere dalla regia. Sì, allora c'è ancora qualche problema per il collegamento. Vediamo se si riesce a ripristinare il collegamento con Andrea Ferrazzi. È una puntata nella quale torneremo a parlare di Trump e delle mosse di Trump a cui ormai ci ha abituato da tempo e che ovviamente spostano quelle che sono le posizioni nella scacchiera mondiale, con effetti anche spesso importanti e di un certo rilievo. Peraltro volevo capire anche se riusciamo a commentare l'elezione del nuovo pontefice, Leone XIV, che statunitense è, ma certo non è trumpiano. Anche le sue posizioni, di fatto, le sue posizioni riguardo alla situazione dei migranti, per esempio, sono state sempre molto critiche nei confronti
dell'amministrazione Trump, così come l'era stato anche, giusto per dire, il cardinale Parolin, insomma un po', e lo stesso Papa Francesco ovviamente. Allora io vedo che si è probabilmente ripristinato il collegamento almeno con Andrea Ferrazzi, vediamo se c'è. Però non sentiamo l'audio, la vedo ma stavolta non sento l'audio. Buongiorno a tutti, eccoci qua, eccoci qua. Siamo in attesa anche di Alessandro Alfieri, del senatore Alessandro Alfieri, che si sta cercando di collegare anche lui, aveva qualche problema tecnico. Allora, mentre aspettiamo Alfieri, visto che parliamo di Trump, non posso non chiederle, come dicevo poc'anzi, un suo velocissimo commento sul nuovo pontefice Leone XIV, che americano è, ma trampiano certo non è. Ma noi abbiamo sempre un po', diciamo, la tendenza, commettendo l'errore di applicare alle scelte della Chiesa, nella fattispecie di conclave, le categorie classiche politiche, no? E in realtà la Chiesa, grazie a Dio, ragiona su alti livelli, in altre prospettive e seguendo altri canoni. E, certamente questo Papa, se però dovessimo utilizzare un canone un po' più politico, la storia racconta, la sua storia personale, le scelte fatte, le cose dette, raccontano certamente un modello diverso da quello di Trump. E guardi, ieri un amico mi scriveva: caspita, ma ci mancava anche il Papa statunitense. Io invece ritengo che potrebbe diventare veramente, anche sul fronte interno degli Stati Uniti, un contraddittorio molto potente quello del Papa nei confronti della politica americana. Non so se lei ha notato, ma ieri ha parlato in italiano in quanto vescovo di Roma e poi ha usato una lingua straniera, che non è l'inglese, diciamo quella ufficiale del paese dove è nato, pur avendo doppia cittadinanza, ma ha usato la lingua del secondo paese, cioè del Perù, lo spagnolo, dove ha la seconda cittadinanza. E questo è quasi un messaggio politico, se vogliamo dire, cioè un Papa che oggettivamente ha nelle sue corde una visione universale, un Papa che ha nel suo sangue un meticciato culturale, come direbbe il cardinale di Venezia, già cardinale Scola, sangue italiano, francese, spagnolo. Un Papa che come presidente, come capo, diciamo, della congregazione degli agostiniani ha girato il mondo, ha avuto una visione complessiva del mondo. Un Papa che è stato 20 anni missionario in Perù, in una diocesi poverissima, all'interno della quale si muoveva utilizzando il cavallo, quindi proprio nella zone più periferiche del Perù ha visto proprio la situazione della povertà e dell'ingiustizia sociale. E un Papa, tra l'altro, che utilizza il nome di Leone XIV, certamente perché Leone XIII era legato agli agostiniani in maniera particolare, nominò 3 cardinali e fece sviluppò moltissime attività in collaborazione con quell'ordine, ma anche perché probabilmente Leone XIII è stato il Papa della Rerum Novarum, cioè dell'enciclica che ha dato avvio alla dottrina sociale della Chiesa, che si è inserita nel dibattito culturale del tempo, della lotta tra capitale e operai, a favore anche degli operai, certamente rigettando le teorie rivoluzionarie comuniste di allora, ma invece focalizzandoci sull'idea creando la dottrina cattolica e cristiana della Chiesa, e cioè focalizzandoci sulla dignità della persona, e che dunque l'economia dovesse essere sempre in funzione delle persone e non invece un'economia predatoria che fa solo gli interessi di pochi straricchi sulle spalle di tanti e spesso purtroppo inconsapevoli che ne pagano le conseguenze. Allora, dovrebbe essersi collegato anche il senatore Alessandro Alfieri, eccolo qua. Buongiorno. Eccoci. Senatore. Eccoci, bentrovati. Eccoci. Allora, visto che stiamo parlando di Trump, adesso entriamo nello specifico perché vedremo un po' di slide. Noi ci siamo visti a gennaio di quest'anno, che era qualche giorno prima, se non sbaglio, dell'insediamento ufficiale di Trump. Ne è passata non di acqua, è passato un oceano sotto i ponti, perché ha detto un sacco di cose Trump in questi mesi. Il suo primo sguardo, il suo primo disamina di cosa ha prodotto nella scacchiera mondiale, cosa hanno prodotto le mosse di Trump? Beh, indubbiamente ha prodotto incertezza, che
qualcosa che preoccupa tantissimo chi fa impresa, chi fa commercio. È un bene prezioso avere la certezza degli scenari futuri per chi deve investire, per chi deve acquistare un macchinario, per chi deve intercettare quote di mercato all'estero. È un bene primario. Questo non lo garantisce Trump, anzi ha avvelenato i pozzi, li ha avvelenati in Medio Oriente, li ha avvelenati nei rapporti con i paesi europei, in generale con i partner commerciali. Da quando si è insediato è andato a colpire i pilastri dell'ordine internazionale per come l'avevamo costruito nel secondo dopoguerra, e quindi la delegittimazione delle agenzie delle Nazioni Unite, l'uscita dall'accordo sul clima, ha colpito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta delegittimando l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che già non se la passava bene. Le scelte di come imposta i negoziati sulle politiche tariffarie sono: spariamo altissimo, minacciamo e poi andiamo a negoziare. Ma tutto questo crea appunto incertezza, crea incomprensioni, crea agitazione nella comunità internazionale, e non è mai un bene per i commerci, non è mai un bene per chi deve fare impresa. Adesso si sono prese le misure, ha dovuto fare un passo indietro, l'Europa ha parlato con una voce sola, sta iniziando ad accettare che il negoziato deve essere fatto con l'Unione Europea, deve parlare con la von der Leyen, deve parlare con il commissario europeo al commercio Šefčovič. Non ci sono scorciatoie, l'ha capito anche il governo italiano. Siamo più forti se negoziamo come Europa. Se ognuno pensa di andare e di costruire una scorciatoia, di chiedere trattamenti preferenziali per i propri settori primari dell'export, perdiamo la partita. Questo però deve insegnare anche all'Europa a guardare altrove, a costruire relazioni forti anche con altre realtà. Penso ai paesi del Golfo, penso all'India, penso a come costruire un rapporto con la Cina, ma sono certo che nel corso della trasmissione ne parleremo. Lo dico con uno slogan: sarebbe sbagliato seguire il paradigma the West against the rest, cioè l'Occidente contro il resto del mondo. Noi abbiamo bisogno di costruire ponti verso l'est e verso il sud, per non lasciare alla Cina indisturbata anche un'egemonia sul sud del mondo. Le chiedo una cosa, lei ha citato l'India, diciamo, la tensione altissima tra India e Pakistan di questi giorni ha a che fare in qualche modo con l'effetto domino di Trump? Sono questioni, diciamo, slegate oppure no? Non legata alle politiche tariffarie, ma indubbiamente quando si crea un contesto di instabilità internazionale, quando non c'è certezza dei luoghi che possono in qualche modo mediare, costruire delle occasioni di negoziato, stabilizzare, ecco, nell'incertezza, nell'instabilità, anche ciò che prima veniva tenuto a bada, quindi con un conflitto che nulla ha a che fare evidentemente con i dazi, ma dispute territoriali di lunga data, da quando c'è stata l'indipendenza del Pakistan e il distacco dall'India dopo la fine della colonia britannica, stanno riemergendo. Quindi queste dispute, che sono dispute territoriali, ma hanno alle spalle anche, come sapete, differenze etniche, religiose, linguistiche, ecco, hanno trovato in questo contesto di instabilità internazionale, nella geopolitica che sta cambiando, una finestra di opportunità per intervenire, in uno però degli scacchieri più delicati dell'area, dove è evidente che si sta consumando anche una competizione molto forte fra Cina e India. Non a caso la Cina sta investendo in Pakistan, che è l'avversario dell'India, e in Asia la Cina vede come competitor strategico l'India. Non a caso sta facendo investimenti importanti nei porti pakistani, sta costruendo una nuova strada di collegamento che dovrebbe portare appunto dall'Oceano Indiano, dal porto pakistano, fino al confine con la Cina. Quindi si intersecano partite geopolitiche con questioni che da tempo in qualche modo portano a tensioni a livello territoriale. Però tutto questo, che potrebbe essere contenuto, spero di essere stato chiaro, esplode perché in questo momento non c'è una guida chiara come comunità internazionale, e rispetto all'interventismo dei democratici che stavano dentro il multilaterale, cercavano di garantire una pace e una stabilità in questi teatri, e Trump ha in qualche modo
fatto saltare il tappo di questi conflitti regionali. È come se in qualche modo mancasse un arbitro in una partita, diciamola così. Allora, visto che parlavamo prima del fronte interno, Ferrazzi, potrebbe essere un Papa che dà una scossa al fronte interno di Trump, Leone XIV. Allora, vediamolo quali sono gli effetti intanto negli Stati Uniti delle politiche di Trump. La prima slide, abbiamo un sacco di slide. No, non questo, ma vediamo la slide che parla di dove viene investito, eccola qua, su cosa ha investito e su cosa ha tagliato Trump in questi pochi mesi. Ferrazzi. Beh, questa è una visione molto, efficace di quello che sta facendo in questi primi giorni Trump. Cioè ha utilizzato una politica di grande taglio di spesa pubblica e di investimento, aumento, su altre voci del bilancio. Beh, dov'è che ha tagliato? Beh, ha tagliato fondamentalmente, come si può vedere, l'84% della spesa nei progetti internazionali, nei programmi proprio di cooperazione internazionale. Questo ha delle ricadute naturalmente pesantissime per tutti gli operatori che lavorano a livello mondiale contro la fame nel mondo, contro le povertà, contro le malattie, per l'educazione dei bambini. Guardate che questo, voglio dire ai telespettatori, ha poi delle conseguenze negativissime anche per quanto riguarda gli effetti interni, perché anche solo la diffusione delle malattie, l'abbiamo vissuto col Covid, se tu non blocchi i focolai da dove avvengono, poi in un mondo interrelato arrivano anche a casa tua. Ha tagliato poi il 56% delle fondazioni scientifiche. Abbiamo già raccontato in questa trasmissione che poche settimane fa c'è stata una sollevazione delle università e delle maggiori fondazioni, proprio per questo motivo. Ha tagliato poi il 54% dei progetti di protezione dell'ambiente, ha tagliato il 44% dei progetti di sviluppo umano e dell'housing, della residenza, soprattutto per i poveri, ha tagliato il 35% delle politiche attive del lavoro e poi potremo continuare, ha tagliato il 26% della sanità, come si può leggere qui, e ha tagliato il 15% dell'educazione e l'8% della giustizia. Dove ha messo i quattrini? Beh, questi sono dati percentuali, no? Ha messo i quattrini fondamentalmente sulle politiche di sicurezza interna, le politiche appunto della sicurezza, della polizia, del controllo e poi della sicurezza esterna, ma della sicurezza militare esterna, cioè il 13% sulle politiche di difesa. Naturalmente il 13% vuol dire, come si vede nella colonna di sinistra, più 113 billion di dollari, quindi una cifra enorme. Ha poi aumentato un po' nei trasporti, è interessante vedere che ha aumentato il 4% delle politiche per i veterani, perché insomma è un bacino a lui molto vicino, e poi ha aggiunto il 3% sull'energia, in particolare indirizzando i quattrini sul gas, il petrolio, che sono poi fondamentalmente una parte dei grandi finanziatori della propria campagna elettorale. Se provocano ovviamente anche una reazione. Qual è il gradimento di Trump in questi pochi mesi? Come è cambiato? Lo vediamo nella seconda slide, perché anche questo è molto interessante, no? Perché lo anticipava il senatore Alfieri, c'è stata una reazione a livello internazionale alle politiche di Trump. Trump contro il resto del mondo perde, perché non siamo più a West against Est, quindi l'Occidente contro, ma lui rischia di unire parte del West con una parte dell'Occidente e per esempio fa benissimo l'Unione Europea ad andare a cercare anche altri mercati, per esempio accordi con l'India e via dicendo. Però anche sul fronte interno non sta andando benissimo dal punto di vista del consenso, oltre che quello esterno. Abbiamo visto l'elezione in Canada, il candidato liberale ha guadagnato il 25% in 3 mesi da quando Trump ha iniziato a fare politiche contro il Canada, ma lo stesso l'abbiamo visto in Australia e in Groenlandia e via dicendo. Ma anche sul fronte interno, appunto, se rimettiamo la slide, si può vedere in maniera plastica che c'è questa perdita proprio del sostegno dei cittadini nei confronti di Trump, il quale in 3 mesi
è diminuito come consenso dal 52 al 44% di chi approva, ed è aumentato specularmente invece la percentuale di chi disapprova, in particolare passando dal 43% al 53%. C'è un segnale abbastanza significativo che potrebbe anche raccontare alcuni rindirizzamenti, per esempio delle politiche di dazi, che Trump sta goffamente cercando a livello internazionale. Vediamo anche velocemente la terza slide, che sono gli effetti poi sul PIL reale, perché questo ovviamente poi è conseguenza delle mosse di Trump. Eccolo qua. Per la prima volta negli ultimi quadrimestri c'è stata una perdita, quindi non una crescita del PIL ma una perdita del 0,3%. Tenga in considerazione che uno dei punti di forza dell'amministrazione Biden è stata proprio la crescita della tenuta economica, e in particolare l'ultimo grande piano di investimento, che è l'Inflation Reduction Act, stava portando una crescita considerevole con anche spostamenti reali di produzione dagli altri paesi agli Stati Uniti. Per la prima volta è un dato in controtendenza di carattere negativo. Allora Alfieri, come leggiamo queste carte? E poi le chiedo anche, in pochi mesi sono passati dall'insediamento e c'è già una mobilitazione che vede converge su J.B. Pritzker, che è il governatore dell'Illinois, da parte dei democratici, che dice basta compromessi con un pazzo. È stato molto, molto chiaro, e quindi si sta formando un nucleo forte dei democratici che chiama la mobilitazione di massa. È sembrato un po' anche un inizio di una corsa verso il 2028. Come leggiamo queste carte e cosa si sta muovendo all'interno degli Stati Uniti? Ma indubbiamente c'è una ripresa di tutta quella parte di società civile che in qualche modo aveva fatto un passo indietro durante le elezioni, che considerava i democratici come una forza che non aveva dato tutte le risposte rispetto ai problemi economici, ad esempio sull'inflazione, che aveva esagerato con il cosiddetto wokismo, cioè con quell'idea per cui si porta all'estremo la battaglia sui diritti civili, e il ceto medio, una parte del ceto medio era rimasto in attesa. Che si è sommato in qualche modo ai tifosi del MAGA, del Make America Great Again, questo movimento che ha di fatto sostituito il partito repubblicano storico. Ora è chiaro che c'è un risveglio delle coscienze di un pezzo di società civile americana che era stata ferma, che torna a far sentire la propria voce, preoccupata sia per motivi etici, sia per delle battaglie sui diritti fondamentali rispetto alle immagini vergognose di fatto deportazioni di immigrati illegali, e dall'altra parte l'inflazione che continua a mordere, i problemi economici che non cambiano, anzi il rischio che la politica tariffaria si scarichi ancora di più le scelte di Trump su appunto una dinamica inflazionistica che indebolisce il potere d'acquisto negli Stati Uniti. Lui rimane però molto molto saldo nella sua, come si dice, che si direbbe negli Stati Uniti, la sua constituency, cioè quelli che lo hanno sostenuto fin dall'inizio, cioè tutta la parte dell'elettorato più radicale, molto forte. A questi sta dando delle risposte perché fa quello che ha promesso, che poi quello che ha promesso danneggia la maggior parte della società americana. Questo è un altro paio di maniche, lo si vedrà alle elezioni di midterm. Si vota ogni 2 anni negli Stati Uniti e lì rischia di pagare un prezzo elevato, però adesso rischiamo di pagare un po' tutti, lo rischia di pagare la comunità internazionale, appunto in termini di incertezza del quadro generale. E le esagerazioni di Trump favoriscono gli avversari, come diceva prima il mio collega e amico Ferrazzi. Mike Carney, che era in ritardo di più di 20 punti nei sondaggi, è diventato il nuovo premier in Canada, quando qualche mese fa sembrava che dovessero vincere i conservatori, perché ha fatto tutta una battaglia contro Trump. Lo stesso è successo in Australia e anche in altri posti. Cioè il trumpismo, se non si dà una regolata, rischia di avere un orizzonte più breve. Questo non vuol dire che si stia indebolendo, come dicevo prima, fra i suoi. I suoi continuano a sostenerlo con forza, con determinazione, perché i temi economici su quel tipo di elettorato vengono dopo l'idea di appartenenza. Cioè Trump è percepito da quella parte come il loro difensore, come il loro comandante in capo, loro che sono quelli messi ai margini
della società e lui li difende in ogni caso. Quindi c'è una sorta di atto di fede nei confronti di Trump da quella parte, minoritaria però senza cui evidentemente non avrebbe vinto negli Stati Uniti. C'è un'altra parte che incomincia a preoccuparsi, fatta di mondo delle imprese, di chi l'ha finanziato e che rischia di pagare un prezzo su queste dissennate scelte in termini di politiche tariffarie. Allora Ferrazzi, vediamo poi le mosse che riguardano, e ci riguardano anche molto da vicino perché ci riguardano l'energia. Allora, vediamo la prima slide. C'è Ferrazzi? Sì. Sono qui. Ah, eccolo qua. No, perfetto, non la vedevo, pensavo fosse caduto di nuovo il collegamento. Allora, Trump vuole dall'Unione Europea un maggiore acquisto del gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti. No, vediamo l'altra, la slide che riguarda il gas. Allora, eccolo qua. Cosa ci racconta questa slide esattamente? Beh, ci racconta che gli Stati Uniti stanno diventando il maggiore esportatore mondiale del gas naturale liquefatto, oltre che del petrolio, e che hanno, tra virgolette, sfruttato, diciamo così, la crisi del gas russo, raddoppiando l'esportazione del gas. Perché se vediamo nel 2020 esportavano 47 milioni di tonnellate nell'anno, nel 2024, cioè nell'anno appena concluso, hanno esportato 87 milioni di tonnellate. Quindi sta diventando davvero un grosso esportatore, sta diventando un grande business per le entrate delle compagnie di produzione degli Stati Uniti. Ecco, ma allora vediamo quali sono i paesi, diciamo che poi, ecco la seconda slide, l'altra slide, perché questo è legato anche molto a cosa conviene fare all'Unione Europea. Se vediamo la seconda slide sempre sul gas, eccola qua, eccola qua. Cosa leggiamo da questa slide? Ma qui leggiamo che ci sono paesi che dipendono profondamente dall'importazione del GNL, no? In particolare la Germania. Cioè ha fatto 100 l'importazione della Germania nel 2024 di gas naturale liquefatto e il 90% viene dagli Stati Uniti. È molto comprensibile per la Germania perché la Germania era il maggior importatore del gas russo. Chiuso il Nord Stream è di ogni evidenza che doveva rivolgersi altrove, ma questo avviene anche in Olanda. Questo è paradossale dell'Olanda, perché l'Olanda ha sempre beneficiato, diciamo, delle fonti del Mare del Nord, ma anche lì la produzione diminuisce perché stanno finendo fondamentalmente le grandi riserve. La Polonia siamo anche lì al 56% e l'Italia invece, fatto 100 l'importazione di gas naturale liquefatto nel 2024, un terzo arriva dagli Stati Uniti, il resto arriva fondamentalmente, per quanto riguarda il nostro paese, da alcuni paesi africani e da alcuni paesi della penisola arabica. Conviene all'Italia? No, non conviene, perché il gas naturale liquefatto costa l'ira di Dio, costa tantissimo, come viene estratto negli Stati Uniti con tecnologie molto impattanti dal punto di vista ambientale e anche molto impattanti dal punto di vista economico, costano moltissimo. Non conviene perché poi i costi di trasporto sono elevatissimi, non arriva attraverso un tubo ma attraverso delle navi che devono fare decine di migliaia di chilometri per arrivare da noi molte volte. E non conviene perché poi deve essere rigassificato, quindi bisogna spendere miliardi di euro per i rigassificatori e poi deve essere appunto creata l'infrastruttura che dai rigassificatori ci connette alle dorsali di trasporto a livello nazionale. Ora è evidente che il gas è una fonte di transizione, come dice l'Unione Europea, che sia una fonte di transizione importante, basta che non diventi una fonte di transizione perenne, perché altrimenti ne rimettiamo le nostre tasche e ci perdono tantissimo, costa tantissimo. Il costo dell'energia è altissimo in Italia anche per questo motivo. Lei tenga in considerazione il fatto che il gas non viene utilizzato solamente dal punto di vista dei processi industriali, nelle fattispecie per i cosiddetti hard to abate, cioè impianti industriali che hanno bisogno di molta energia per i forni, ma viene utilizzato anche per il riscaldamento delle nostre case e anche per l'energia elettrica, perché il 40% dell'energia elettrica del nostro paese viene utilizzato bruciando il gas. Allora se noi importiamo gas che costa così tanto è evidente che poi ne perdiamo economicamente. Dal gas al petrolio, quanto pesa il petrolio nel rapporto con Putin? Ma pesa, e questo lo rilevano in pochissimi.
c'è diciamo una collimanza di interessi tra Trump e Putin, perché Trump ha bisogno di vendere il petrolio perché deve anche ritornare, diciamo, ai finanziatori che gli hanno portato parecchi quattrini della sua campagna elettorale e che poi lui ha ricompensato mettendo un petroliere a capo dell'energia per l'ambiente degli Stati Uniti, quella federale, e un altro a dirigere le politiche energetiche come ministro dell'energia. E poi perché ha bisogno anche di tenere molto bassi il costo del petrolio. Oggi il costo del petrolio è al di sotto dei $60 a barile, è molto basso, lo vediamo grazie a Dio anche nelle nostre, diciamo, cabine di rifornimento quando dobbiamo fare benzina, e quindi vuole aumentare il prezzo. Ma perché sta aumentando? E conviene anche a Putin questo, perché Putin sta finanziando gran parte della propria guerra vendendo petrolio ad altri paesi, nella fattispecie la Cina, ma anche all'India, ma anche ai paesi europei, diciamo, con trucchetti commerciali vari. Quindi stanno cercando tutti e due di alzare il costo del petrolio. Cosa è successo? È successo che anche a fronte del fatto che Trump ha iniziato a fare la guerra contro il mondo, alcuni paesi dell'OPEC, cioè del cartello dei produttori del petrolio, si sono accordati e hanno aumentato la loro produzione. La legge fondamentale dell'economia è che quando c'è più offerta rispetto alla domanda il prezzo diminuisce, e quindi c'è in corso una guerra, diciamo, tra alcuni produttori di petrolio a livello internazionale e Trump, che invece lo vede d'accordo con la finalità di Putin. Non a caso quando Witkoff va a trattare con Putin parla prima di questo e poi parla dell'Ucraina. Alfieri, due cose. Parlava prima di questa, la logica di Trump, il trumpismo, come viene detto, come l'ha chiamato lei, che favorisce poi i nemici, diciamo, che ha un senso, c'è una logica nel trumpismo. Cosa c'è dietro? Perché a volte sembra davvero una logica illogica. E cosa accade, l'ha già un po' anticipato prima, a Oriente rispetto a questa logica illogica di Trump? La logica del trumpismo è fare gli interessi dell'America ma nel breve periodo, e quindi fare gli interessi dell'America nel breve periodo vuol dire mettere in campo le politiche che ha annunciato Trump, ma sono politiche che ti fanno saltare tutti gli accordi con i principali paesi europei e anche i paesi partner. Lo abbiamo visto ad esempio con l'Europa. Perché ha funzionato l'Alleanza Atlantica, la NATO? Perché non è stata solo un'alleanza politico-militare, ma era basata su una condivisione di principi e valori alla base delle democrazie liberali. Se salta quello e diventa solo un negoziato commerciale, business come è Trump, infatti non a caso fa saltare le istituzioni multilaterali dove si prova a livello internazionale a garantire la stabilità, a garantire la libera circolazione delle merci e i servizi. No, lui imposta tutto su base bilaterale, sulla forza. Chi è più forte vince, e lo racconta come interesse appunto per difendere gli interessi degli americani. E questo piace al suo elettorato, l'elettorato del MAGA, ma è di breve tempo, perché se questo invece avvelena i pozzi, crea incertezza, ti fa interrompere le relazioni storiche con i tuoi alleati, ti isola dentro l'Occidente e permette appunto alla Cina di mettere in campo una politica alternativa, non sbaglio, mentre invece noi dobbiamo fare un'altra politica, proprio perché il futuro si gioca in Asia, che è il paese che sta crescendo di più demograficamente, che sta crescendo di più dal punto di vista anche della ricchezza, della produzione della ricchezza, e anche in Africa. Servirebbe un paradigma diverso, appunto un'alleanza fra Europa e mondo occidentale e sud del mondo, in Africa, con alcuni paesi asiatici che non vogliono essere schiacciati dall'egemonia cinese. E per questo è importante vedere cosa sta succedendo in Medio Oriente, perché a fianco alla Via della Sete, la Belt and Road Initiative, che è il progetto cinese non solo di investimenti commerciali, importi negli stretti da cui passano la maggior parte delle merci mondiali, e quindi una costruzione di egemonia di potere dal punto di vista economico, ma alla fine anche politico, perché li prende per la gola, gli costruisce infrastrutture, poi si indebitano e diventano cinesi. Si sta provando a costruire un corridoio alternativo che si chiama IMEC, Indian Middle East
Europe, e cioè il passaggio dall'India tramite gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, Israele, e poi arriva in Europa, e questo servirebbe a portare idrogeno verde, appunto a portare energia, a portare merci, ed è una grande alternativa. L'India non vuole essere schiacciata dalla Cina, ma se noi ragioniamo solo come Occidente, alla fine sarà portata a ragionare da quella parte, anche perché appunto importa energia dalla Russia, e quindi ha interesse a tenere buoni rapporti anche con loro. Noi dobbiamo inventarci un nuovo modello che ragioni, l'Europa che ragiona con i paesi della penisola arabica, che ragiona con l'India e costruisce ponti con un modello diverso da quello della Cina, più rispettoso dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori. Ecco, questo penso che è quello che debba fare l'Europa, parlando con una voce sola e provando a tenere un rapporto col popolo americano, perché Trump non è gli Stati Uniti, quindi bisogna combattere le politiche del trumpismo, quelle che ci isolano nel mondo, ma allo stesso tempo mantenere canali importanti con gli Stati Uniti. Allora, sono leggermente, anzi non leggermente, ma un po' in ritardo. Ferrazzi, le chiedo se riusciamo in 2 minuti a vedere anche la terza parte che riguarda un altro settore di Trump, e cioè le armi, visto che c'è stata grande polemica politica anche in Italia sul ReArm EU. Vediamo la slide sui principali esportatori di armi nel mondo 2020-2024 rispetto al periodo 2015-2019. Le due richieste di Trump. Trump dice all'Europa: vi abbatto i dazi solo se iniziate a comprare più armi e comprare più gas. E qual è la situazione per quanto riguarda le armi? Si vede nella prima colonna. Gli Stati Uniti sono il principale esportatore al mondo di armi, esporta il 43% di tutta la produzione mondiale, e quello che è interessante è vedere che sta crescendo, perché nel quinquennio 2015-2019 era il 35% e adesso siamo appunto al 43%. E la Francia è al secondo posto con 9,6, via dicendo, poi c'è l'Italia. E gli Stati Uniti sono dei grandi esportatori e noi siamo dei grandi importatori, non solo l'Italia ma anche l'Europa tutta. Quindi noi finanziamo la ricerca, lo sviluppo e poi la produzione statunitense nelle incapacità di sviluppare invece delle politiche difensive nostre, che vuol dire anche economie di mercato, vuol dire anche sviluppare delle tecnologie che hanno delle ricadute civili molto importanti, e sviluppare delle tecnologie che sviluppano in maniera poderosa anche appunto la ricerca scientifica. Di ogni evidenza che dobbiamo, questa è la mia idea, lavorare nella logica della difesa unica europea, nella logica della creazione, con tutte le difficoltà per carità, di una difesa unica europea che si trasforma dunque anche in un esercito unico europeo, e quindi anche di una produzione europea che diventa assolutamente necessaria. Allora, siamo in chiusura. Io ringrazio il senatore Alessandro Alfieri per essere stato con noi. Grazie davvero e buon lavoro. Eccolo qua, lo vedo, adesso lo vedo. Grazie davvero senatore Alfieri. Ferrazzi, la prossima settimana restiamo sulla geopolitica oppure no? No, la prossima settimana saltiamo perché devo andare, come abbiamo concordato, alla Fiera del Libro di Torino. Ah, giusto, ha ragione, è vero. e quindi noi ci troveremo direttamente il 30, e dove faremo una sperimentazione molto interessante con un gruppo di studenti che sta affrontando la questione della sostenibilità, ma è una grande sorpresa per i nostri telespettatori. Va bene. Allora aspettate, la prossima settimana restate in attesa, perché il 30 ci sarà una sorpresa con degli studenti. Grazie allora anche ad Andrea Ferrazzi, grazie anche a voi per averci seguito. Vi lascio come sempre al meteo e poi al film Al di là delle montagne, un film del 2015. Grazie davvero e arrivederci.